Onorevole De Caro, come si sta preparando il Movimento 5 Stelle in vista delle prossime elezioni regionali? Il Movimento 5 Stelle, unitamente a tutto quello che ora viene definito il fronte progressista, quindi PD e altre liste civiche, sta cominciando ad organizzarsi per le regionarie. Cosa sono le regionarie? Sono un meccanismo di democrazia partecipata dal basso che consentirà a tutti i cittadini siciliani di esprimere la propria preferenza su chi sarà il candidato presidente del fronte progressista. Entro il 10 giugno, ma le date ancora sono un po' ballerine, dovranno presentarsi le adesioni alla candidatura e le primarie o regionarie, come si suol dire, saranno entro il 24 luglio. Ancora, come dicevo, le date non sono certe, ma l'arco temporale è più o meno questo. Abbiamo proposto e ottenuto un metodo innovativo di voto, quindi non si voterà col metodo classico del gazebo, delle 2 euro, eccetera eccetera. Ci sarà un meccanismo di certificazione gratuita che si potrà fare o online o al gazebo direttamente, e tutti i cittadini potranno votare in maniera assolutissimamente gratuita. Si pavimenta una probabile spaccatura a livello nazionale con le diverse anime, una Conte che cerca di fuoriuscire dall'appoggio a Draghi, l'altra con Di Maio che fortemente come ministro appoggia Conte. Cosa c'è di vero? Ma ci sono state delle leggere divergenze, ovviamente la dialettica all'interno di grandi forze politiche è il sale della forza politica stessa. C'è chi pensa, come tra l'altro il sottoscritto, che il Movimento 5 Stelle ha concesso un grosso tributo in termini di percentuali, abbiamo perso tanti punti percentuali almeno nei sondaggi, ma anche in termini di abbandono dei deputati e senatori del Movimento 5 Stelle, proprio perché c'erano dei malumori a causa appunto del sostegno al governo Draghi. Questo il governo Draghi e il presidente Draghi stesso non può fare a meno di considerarlo quando si parla per esempio di reddito di cittadinanza, di superbonus e di tutte le iniziative che il Movimento 5 Stelle ha fatto diventare leggi dello Stato, che devono essere migliorate ma non sicuramente abolite. Il voto alle comunali di giorno 12 che valenza avrà? In particolare mi riferisco a Palermo e Messina. A Palermo e Messina sono 2 piazze importantissime, anche lì noi coerentemente con la linea romana della coalizione cosiddetta Fronte Progressista Siciliano siamo col PD e con altre liste civiche del Fronte Progressista. Io ho girato in campagna elettorale, ieri sera per esempio era a Sciacca, e vi devo dire che si respira una bella aria, soprattutto a Palermo. Io penso che il nostro candidato Miceli sia in una fase di rimonta. Ovviamente sono sensazioni, però quello che si respira in campagna elettorale, l'allegria della gente che ci viene a salutare, che ci viene ad ascoltare, ci fa ben sperare. Su Sciacca noi abbiamo candidato Fabio Termine, noi intendo la coalizione che esprime Fabio Termine, che fa parte di una lista civica che viene chiamata Mizzica, siamo col Movimento 5 Stelle e col PD. Come vi dicevo, si scontra Fabio con un ex sindaco e un altro nostro ex che ora è passato sul fronte del sostegno al governo Musumeci. Anche lì devo dire che si respira una bella aria. Non diciamo nulla per scaramanzia, però stiamo facendo un bel lavoro. Fabio è una persona preparatissima, un gruppo di giovani che lo sostiene e gli dà manforte davvero notevole, quindi siamo ottimisti anche su Sciacca.